Pronti? 1, 2, 3. Buono questa volta il segnale, vediamo l'errore di Vasterbo Sky High Numero mentre si 7, avvantaggia bellissima subito Gar, Aldebaran. Rob squalificato. Numero parte 3, Air molto Force molto bene anche One, Zingaro Gad, squalificato. che va addirittura all'esterno di Aldebaran Rob ed è partito alla grande Antonio Boccino, che si ritrova già sui primi 200 metri completati con Aldebaran Rob in vantaggio. All'esterno però Zingaro Gad che cerca di farsi spazio alla corda e trova posto davanti a Vassallo. Numero All'esterno 11, rimane Beverly Antonio Trio, Boccino, poi squalificato. via tutti gli altri in lunga fila indiana, con già alcune squalifiche, squalificata anche, pensiamo, Beverly Trio, che ha sbagliato. Intanto insiste all'esterno Antonio Boccino, dopo i primi 600 in 45,5, in vantaggio è sempre Aldebaran Rob, netto favorito della prova. In seconda posizione Serra sotto Zingaro Gad davanti a Vassallo, che è in terza posizione in corda, rimane scoperto suo malgrado Antonio Boccino, se ne vanno gli 800 iniziali in 1 minuto e 8 decimi. Più indietro vediamo anche Zuvetic CSM, intanto torna in avanti Antonio Boccino e siamo a completamento del chilometro in 1:17,5. Davanti alle tribune per il secondo passaggio si presenta in testa Aldebaran Rob, all'esterno è sempre Antonio Boccino. La terza ruota ora da parte di I Love You Darling. I Love You Darling, anche Zuvetic CSM al largo. Poi Vasterbo Sky High rimesso dall'errore. Intanto Antonio Boccino cerca di avvicinare nuovamente Numero 2, Aldebaran Vassallo, Rob, poi c'è in squalificato. posizione di sparo anche I Love You Darling, più indietro anche Vaumar. Intanto meno di 500 alla conclusione, con Antonio Boccino che generosamente cerca di non perdere il contatto da Aldebaran Rob, anzi lo va ad insidiare. Si trascina sempre I Love You Darling, cavalli che sono ormai al completamento della piegata. Sposta a questo punto I Love You Darling, completamento della curva finale. I Love You Darling in vantaggio, in seconda posizione lungo la corda Zingaro Gad, finale con Aldebaran Rob che chiude nettamente al primo posto. Secondo posto per il numero 13 Zingaro Gad, al terzo Zuvetic CSM, poi quarto dovrebbe essere ancora un generosissimo Antonio Boccino che precede I Love You Darling. Questo naturalmente in via ufficiosa. Alessandro Gocciadoro che fa tris anche oggi dopo il quadruplo di giovedì scorso. Bel primo piano per questo Aldebaran Rob, Alessandro Gocciadoro per conto della scuderia Marsiglia, viene a vincere per distacco, conquista subito il comando, e Zingaro Gad che va subito secondo, è ancora secondo sul traguardo, precedendo un'ottima Zuvetic CSM. Al quarto un eccellente Antonio Boccino, davvero sfortunato, e al quinto posto chiude I Love You Darling. 10, 13, 1, 17, 16, questo dovrebbe essere il quinte per questa corsa settima conclusiva dall'ippodromo Arcoveggio. È tutto per il convegno odierno.